facesse il suo corso senza mai forzare una decisione relativamente libera. Noi operiamo principalmente sulla base di piani operativi che vengono predisposti dal Comando Generale annualmente e in questo ambito un fattore importante è proprio questo dell'ablazione patrimoniale, per cui l'indirizzo sarà sicuramente in una sorta di continuità su questa azione operativa e di comando, anche perché sono già stati stipulati anche qui in Veneto dei protocolli con le autorità giudiziarie per procedere in modo sempre più efficace a questo tipo di attività. Ho visto che non soltanto c'è un rapporto di collaborazione molto importante con appunto la polizia locale, ma ho visto anche con le altre autorità gestionali, quindi sia con il comune che con la regione. Ci sono delle procedure già piuttosto standardizzate per quanto riguarda appunto la irregolarità, soprattutto nel settore del commercio, che può creare alcuni danni, soprattutto sia economici ma anche di immagine a questa bellissima città, a questa bellissima regione. Per cui sicuramente procederemo sempre in questa sinergia estremamente vantaggiosa per tutti. Un fenomeno che si radica perché la tendenza criminale, anche delle organizzazioni di stampo mafioso, è quella del cosiddetto inabissamento. Inabissamento significa non dare una manifestazione violenta delle attività appunto illecite, ma cercare di inserirsi sempre di più nel tessuto economico per controllarlo, per fare affari, per reinvestire i proventi. E quindi chiaramente non ci sono territori che siano totalmente indenni, immuni, anzi più i territori sono ricchi e più possono diventare appetibili.